Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Ti è mai capitato di dover chiedere aiuto per eseguire una semplice operazione con il tuo smartphone? Ad esempio salvare un numero in rubrica, scaricare un'applicazione, spedire una foto via mail o usare WhatsApp? Sei stanco di dover aspettare qualcuno che ti dia una mano ad utilizzare il tuo smartphone? Ti do una buona notizia. Questo è il corso che fa per te. Per informazioni e iscrizioni contatta lo 0922 40 17 18. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Buonasera gentili telespettatori di Televideo Agrigento e benvenuti alla 7ª puntata di A Tutto Campo. È stato un weekend positivo in agrodolce per le squadre agrigentine, meglio per le altre siciliane come il Palermo che ha battuto il Pescara 2-0 allo stadio, alla stadio favorita 3-0, pardon, vi correggo già da subito gli ospiti che vi vado subito a presentare prima di lanciare la copertina. Martina Baruffi, palleggiatrice della pallavolo SEAP Aragona, benvenuta Martina. Buonasera. Basilio Borgo, che ha scritto diversi libri per l'Agragas e ci presenterà l'ennesimo, il 23esimo se non sbaglio. 23esimo libro. Ne parleremo nel corso della trasmissione ed è un vero piacere avere per la prima volta ospite da tutto campo coach Francesco Ciani, allenatore della Fortitudo Agrigento. Benvenuto coach. Grazie. Allora, vediamo la copertina, poi rientriamo in studio e commentiamo. Scaglia la ricezione, Caruso, Russo, Cammisa, attenzione, Baruffi, nella palla del match, Bicchieri, vincente, finisce così la partita, 25-14. Dunque è un bel vedere il finale di questa clip della SEAP Aragona, a parte le bellezze in campo. Martina, avete giocato una grandissima partita e finalmente si è tornati alla vittoria. Sì, diciamo che dopo la partita di 2 settimane fa contro Santa Teresa abbiamo bisogno di una prestazione
per riprendere fiducia, no? Perché comunque siamo state un fine settimana ferme e di conseguenza tornare in campo dopo 2 settimane dopo una sconfitta comunque abbastanza pesante ci ha fatto bene sicuramente fare questo risultato qua. Cosa vi ha detto il mister? Il mister ci ha semplicemente detto di giocare la nostra pallavolo, di divertirci e di dare tutto quello che avevamo perché avevamo bisogno di un riscatto e il riscatto è arrivato. Torneremo a parlare di pallavolo, vorrei parlare adesso di basket con coach Ciani sulla Fortitudo, purtroppo una sconfitta ieri al Palamoncada. Coach, cosa è successo? Come possiamo riassumere in poche parole questo stop interno? Ma sicuramente noi non abbiamo giocato una partita pari a quelle che l'hanno preceduta sotto il profilo dell'intensità, dell'attenzione, del ritmo e chiaramente come spesso accade quando tu non sei del tuo livello massimale trovi davanti una compagine che non sbaglia niente e la partita si mette subito in salita. Treviglio ha fatto una grandissima partita, grandissime percentuali, hanno punito ogni nostro errore, ne abbiamo commessi, ma poi bisogna avere anche la capacità quando l'avversario commette errori di cinicamente punirli. Loro in questo sono stati straordinari, hanno imposto il loro ritmo per tutta la partita. A un certo punto sembrava che l'avessimo recuperata definitivamente e potessimo giocarci un finale punto a punto. Ecco, oggettivamente avessimo vinto l'avremmo un pochino rubata perché i meriti erano molto più dalla parte dei nostri avversari, ma ce la saremmo tenuta lo stesso la vittoria. Invece poi negli episodi finali loro ancora una volta hanno fatto 2 o 3 cose importanti e noi no. A -5 se non ricordo male, io sono arrivato tardi alla partita, ho visto un tiro da 3 non entrato che poteva forse cambiare le sorti finali della gara. Sì, è chiaro che quando arrivi agli episodi finali ogni errore determina poi magari il risultato, ma è chiaro che poi vai ad analizzare la partita e dovresti non essere... non si dovrebbe arrivare a quegli episodi lì, soprattutto in casa. Noi invece questa volta non siamo stati capaci, cosa che invece abbiamo fatto sempre nelle altre partite, di piegare l'andamento dell'incontro in modo definitivo prima dello sprint finale, arrivando allo sprint finale con un vantaggio da gestire. Treviglio è attrezzata per fare bene in Serie 1 o in base al roster che hanno messo in campo quest'anno? Treviglio è una squadra che sicuramente ha un valore diverso rispetto a quello che oggi dice la classifica. È partita con notevoli problematiche fisiche, l'infortunio di Roberts e di Frassinetti prima all'inizio, poi quello di Olasuer, l'arrivo di Nicoli, insomma è stato un avvio di campionato travagliato che ha portato a un paio di sconfitte anche inattese e magari strane. Oggi il Treviglio è il Treviglio che tutti ci aspettavamo, una squadra giovane, perché è la squadra più giovane del campionato, però con un'intensità, un atletismo, una fisicità pazzesche e quindi oggi è in grado di mettere sul campo quelle che sono le proprie armi migliori. Prima di vedere i risultati in classifica abbiamo un servizio di 1 minuto e 30 che riassume un po' il finale di partita di ieri tra Fortitudo e Treviglio. Vediamo, poi torniamo in studio.
Bene, eccoci rientrati in studio. Qualche rammarico, mister, su questa partita? Sicuramente il rammarico di non aver avuto la capacità di iniziare la partita nel modo giusto, di imporre noi il ritmo, di frenare questa grande esuberanza degli avversari. Cioè, abbiamo perso un'occasione in casa per proseguire questo nostro cammino davanti, ma non tanto per le ambizioni o per le aspettative, quanto perché più punti riusciamo a immagazzinare oggi, maggiore serenità ci ritroveremo fra qualche tempo, quando ogni partita conterà molto di più, vincere sarà molto più difficile. Il girone di ritorno notoriamente è un girone di ritorno ancora più equilibrato e difficile, per cui accumulare più punti possibile in questa fase secondo me ci aiuterebbe, ci aiuterà a vivere il finale di campionato con un pochino più di serenità. Volare basso significa pretattica oppure realismo, mister? Perché la gente qua sogna ad occhi aperti. Allora, volare basso è realismo, nel senso che ci sono delle priorità che non dobbiamo mai dimenticare, nel senso che ogni tanto si corre il rischio di portare l'occhio su un punto all'orizzonte troppo lontano e inciampare nella buca che abbiamo davanti. Noi non vogliamo inciampare perché l'anno prossimo la Serie A2 non sarà più a 32 squadre, sarà a 28 e quindi c'è una riduzione di numero, e in quella riduzione di numero noi vogliamo comunque essere sicuri di tenere la città di Agrigento e la società in questo campionato che sta diventando ancora più stretto e ancora più di vertice. Poi, come sempre abbiamo fatto tutti gli anni, se riusciamo a fare meglio di questo sicuramente non ci tireremo indietro, e il piglio con cui i ragazzi hanno iniziato questa stagione non è il piglio di una squadra timorosa o di una squadra che così non vuole fare e sorprendere ancora una volta. Però ecco, non dobbiamo pensare che oggi insomma, se ci fosse il rammarico perché non siamo più primi ma purtroppo siamo secondi, ecco, ci farebbe perdere di vista i presupposti dell'inizio dell'anno e quanto di veramente importante c'è da conquistare. E vediamo la classifica con i risultati subito per commentarli con coach Ciani. Leonis Roma Legnano 90-73, Bergamo Biella 81-76, Casale Monferrato Tortona 77-82, Capodorlando Virtus Roma 89-95, Trapani Cassino 91-86, Fortitudo Treviglio appunto 83-91, Rieti Latina 77-74, Scafati Siena 85-73. Qual è il risultato più a sorpresa di questo turno? Voglio dire, sicuramente importante la vittoria di Roma a Capodorlando e la vittoria di Tortona soprattutto a Casale Monferrato. Ecco, diciamo, la sorpresa è la vittoria di Tortona a Casale Monferrato, la conferma, ecco, di Virtus Roma, che è data da tutti nel novero delle 2-3 squadre assolutamente favorite e sta cominciando ad avere un passo da favorita, da prima della classe. Trapani invece come la vede? Trapani anche questa è una squadra che ha cambiato molto, è una squadra che deve ancora probabilmente trovare i giusti equilibri, però in un campionato estremamente equilibrato come quello di quest'anno, ecco, 2 vittorie nel momento giusto possono fare la differenza, e credo che nella lotta dei playoff Trapani sicuramente un posto di diritto ce l'ha. Vediamo la classifica: Virtus Roma 12, Agrigento e Bergamo 10, Trapani, Monferrato, Orlandina, Rieti, Leonis Roma, Scafati 8, Latina 6, insieme a Biella e Treviglio, Siena 5, Tortona 4, Legnano 2, Cassino chiude a 0 punti. C'era da aspettarsi questo 0 punti del Cassino? Era prevedibile oppure? Una neopromossa che sicuramente ha subito un po' questo impatto, però incredibilmente, come hanno fatto con noi, tutte le partite le hanno perse negli ultimi 5-6 minuti, stando avanti anche per larga parte dell'incontro. Evidentemente a livello di gestione, di maturità, di condizione, di esperienza gli manca qualcosa ancora in quei momenti, per cui poi questo 0 punti ogni settimana che passa peserà ancora di più emotivamente sulla squadra. Però sentivo proprio Cassino, il direttore sportivo, la settimana scorsa, quando hanno perso, lamentarsi degli arbitri o di un qualcosa che non sono riuscito a decifrare. Secondo me forse lo 0 in classifica sta dando un po' alla testa probabilmente ai dirigenti, perché non c'è stata partita contro di noi. Non lo so, ecco, quali fossero le recriminazioni, perché non ho sentito questa intervista e questo commento di fine gara, però insomma, non credo ci fossero i presupposti. Poi io in generale degli arbitri non parlo mai in nessuna occasione da 30 anni che alleno, quindi non trovo un motivo intelligente per farlo ora. Benissimo, adesso
lasciamo per un attimo il basket e torneremo a parlare con Mister Ciani. Sì, abbiamo in collegamento, mi dicono dalla regia, una cosa particolare che abbiamo scovato attraverso ovviamente i social. A Palermo è nata una società calcistica dal nulla, praticamente un gruppo di persone si è messo in gioco per far partire un progetto dal basso, azionariato popolare, e appunto la squadra si chiama Palermo Calcio Popolare e potrebbe anche interessare indirettamente all'Acragas, perché un progetto del genere pare stia prendendo piede nella città, nel capoluogo siciliano. Dovremmo avere in collegamento proprio qualcuno dei responsabili o comunque qualcuno dei soggetti che sono stati appunto coinvolti in questo progetto per parlarne. Loro militano in prima categoria ovviamente di calcio. Vediamo se abbiamo il collegamento, regia. Eccovi qua, benvenuti ad A Tutto Campo. Buonasera, buonasera. Sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, perché sono Palermo Calcio Popolare. Voi chi siete? Giuseppe Vassallo, socio fondatore del Palermo Calcio Popolare. E Claudio Sciarrino. Benvenuti. Allora, parliamo un po' di questo progetto, da quanti anni è nato, chi c'è dietro, se ha avuto adesioni, perché la maglia verde, insomma un po' di domande per spiegare anche agli spettatori agrigentini e perché no anche siciliani che ci guardano del vostro bel progetto. Sì, perfetto. Allora, il progetto nasce tanti anni fa, ma in realtà la società è stata fondata il 29 febbraio del 2016. Nasce dall'idea di un gruppo di amici stanchi di un calcio che non piaceva più, un calcio fatto di tornelli, di PTV, con la televisione che condizionava orari delle partite, il giorno delle partite, sempre più leggi e modalità che allontanavano il tifoso, che noi consideriamo la vera anima del calcio, dal gioco più bello del mondo. Quindi noi siamo un gruppo di amici frequentatori dello stadio a Palermo, in qualsiasi settore dello stadio, ma tutti accomunati dalla passione e dall'amore verso il Palermo Calcio. L'idea nasce proprio per la voglia di creare una squadra a nostra immagine e somiglianza. Noi rimaniamo tuttora, siamo innamorati e tifosi del Palermo, il Palermo Calcio Popolare. Ne parleremo tra poco anche del Palermo, certo. Noi vorremmo di un calcio differente. Uno dei nostri slogan infatti è il calcio è della gente, perché noi fin dall'inizio abbiamo fondato la squadra sull'azionato popolare, ovvero dando ai tifosi, alla gente che ci segue, la possibilità di decidere con una gestione orizzontale le sorti della squadra. Scusami se ti interrompo. Sì. Volevo appunto far vedere un breve servizio di 1 minuto che abbiamo estrapolato dalla vostra pagina Facebook e YouTube per far capire agli spettatori chi siete, e dove giocate. Poi torniamo in studio e commentiamo. Ok, grazie mille. Dove noi abbiamo dato il massimo e i ragazzi hanno risposto come noi meritavamo. Torniamo in studio contro il calcio moderno. Ragazzi. Sì,
siamo qui. Allora, ho letto nel finale della clip contro il calcio moderno, voi siete partiti dalla terza categoria, adesso siete alla prima, quali obiettivi vi prefiggete e che tipo di successo avete ottenuto anche con i simpatizzanti, non dico i tifosi, comunque i simpatizzanti di questa iniziativa? Obiettivi in realtà a livello sportivo non ce ne siamo mai posti e mai ce ne porremo, nel senso non abbiamo mai cercato di un traguardo da raggiungere o dei tempi in cui riuscirci a muovere. L'obiettivo più grande che abbiamo noi è quello di riuscire a creare una comunità intorno a questa squadra, e negli ultimi anni devo dire che le cose sono andate molto bene, siamo riusciti anche a formare una squadra calcio e da quest'anno anche una squadra dei giovanissimi provinciali con l'aiuto di alcune realtà locali che ci hanno dato una mano, e questo è il traguardo più grande. Poi per quanto riguarda l'aspetto sportivo, ripeto, non abbiamo mai posto un obiettivo ai ragazzi, l'importante è continuare a crescere, continuare a fare conoscere il nostro progetto e la nostra idea di fare calcio. Dove giocate, ragazzi? Dove gioca la squadra? Allora, noi giochiamo al campo dei cantieri navali, il nostro campo di casa è il campo dei cantieri navali, uno dei campi storici, uno dei pochi campi storici a Palermo, in una città dove non esiste un impianto all'Acqua Santa, se non sbaglio. Tutto quello che è comunale a Palermo è stato distrutto nel corso degli anni, a livello di impiantistica, in particolare del calcio, ed è stato sistematicamente distrutto. Non ci sono impianti comunali, sono tutti impianti privati, a eccezione del Renzo Barbera, naturalmente. Ma quello per noi è l'unico impianto che deve ospitare il Palermo, perché il Palermo è la squadra che rappresenta Palermo. Quindi è giusto che quell'impianto sia destinato all'unica squadra che rappresenta Palermo, che è il Palermo. Ma voi fate pagare il biglietto per l'ingresso oppure vivete soltanto di... No, assolutamente no, perché il nostro slogan è il calcio è della gente e noi siamo contro il calcio moderno. In queste categorie per noi è assurdo fare pagare un biglietto d'ingresso. In queste categorie per noi, attenzione, è una scelta nostra, noi non paghiamo neanche i giocatori, non diamo neanche il rimborso ai giocatori, anzi invitiamo i giocatori a partecipare alle nostre attività, a collaborare. Spesso qualche pranzo in qualche trasferta lunga abbiamo coinvolto anche i giocatori nel contribuire anche a pagarsi il pranzo, anche perché ecco, quella comunità che noi vogliamo creare, quell'integrazione nel calcio che noi vogliamo creare passa anche da questo, e come diceva Claudio poco fa, il raggiungimento anche di due obiettivi come la scuola calcio, una scuola calcio gratuita per chi ha un ISEE inferiore ai 6.000 euro e solo 10 euro al mese per tutte le altre famiglie. Naturalmente lo facciamo in un impianto piccolo a livello ludico, non facciamo tatticismo, non facciamo tecnica, anche se il nostro istruttore ci prova, e questo lo facciamo grazie a Vivisano Ollus al Parco della Salute qui a Palermo. E la squadra giovanile, che è la squadra giovanissimi, organizzata insieme a Calciando in Rete, che è un torneo che raggruppa dei centri aggregativi a Palermo, un'iniziativa meravigliosa che noi non conoscevamo in questa città. Insieme a loro siamo riusciti a coinvolgere dei ragazzi dello Zen, del CEP, di Brancaccio, della Zisa e di Ballarò, e formare senza alcun costo per questi ragazzi che non possono permettersi la scuola calcio, a formare questa squadra giovanissima e dargli la possibilità di confrontarsi in un campionato federale. Bellissimo. Una cosa che voglio dire, e qua mi allaccio anche all'iniziativa di cui voi parlate dell'Agragas, noi crediamo che tutti i tifosi debbano vigilare sulle sorti di una squadra. I tifosi sono la vera anima del calcio. Se noi ci pensiamo, in qualsiasi squadra tutti i presidenti vanno e vengono, tutti gli allenatori vanno e vengono, i giocatori vanno e vengono, la gente, la città, i colori sono sempre quelli. Quindi la vera anima del calcio è la gente. Noi non abbiamo una tifoseria organizzata, non abbiamo dei gruppi ultras, perché noi siamo la SD Palermo Calcio Popolare. La gente che voi vedete sugli spalti, che esultava in quel servizio che voi avete mandato in onda, è la stessa gente che sostiene ed è proprietaria del progetto del Palermo Calcio Popolare. Noi abbiamo un presidente formalmente, che è Claudio, ma in realtà tutte le iniziative sono prese
dal consiglio direttivo. Non vedrete mai scritto in nessun posto che lui è il presidente, perché per noi tutta la gente, chiunque versa una quota associativa o una quota da sostenitore, per noi è il proprietario del Palermo Calcio Popolare, e questa è una di quelle cose che noi ci siamo posti fin dall'inizio. Avete perso domenica ieri contro Sciacca, se non sbaglio. Sì, abbiamo giocato contro lo Sciacca, una grandissima squadra che è di passaggio in questa categoria, una squadra che fino a ieri aveva segnato 23 gol in 5 partite, con noi ha dovuto sudare, è finito 1-0, ce la siamo giocati alla pari, i nostri ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Bene. Una tifoseria fuori da questa categoria, perché vedere 50 ragazzi a Sciacca con questa organizzazione, incitare per 90 minuti la propria squadra, e questo è il bello del calcio. Quindi onore allo Sciacca, onore ai tifosi dello Sciacca, noi ci siamo fatti valere sia in campo e sia sugli spalti, è stata una bellissima giornata di sport. Benissimo, e questo è il valore dello sport. Sì. C'è una domanda di un ospite, Basilio Borgo, che ha scritto diversi libri per l'Agragas. Prego Basilio. Dandovi complimento con voi di questa grandissima iniziativa, e comunque vi devo dire che io conosco questo stadio dove giocate, l'Acquasanta. Mi ricordo una grandissima partita nel 71, quando ci fu Cantieri Navali Agragas 0-0 finale, ma quell'anno il Cantieri Navali, quello squadrone, fece lo spareggio col Siracusa al Napoli e perse solo per una monetina, che la stava vincendo la partita. Ero presente io, sono andato a vederla apposta, ero forse un agrigentino che ero presente. Navali, quindi sono legatissimo oltretutto a tutto quello che sto raccontando. Sì, e comunque il Cantieri segnò al secondo tempo supplementare, i siracusani stavano lacrimando che stavano perdendo, e poi a tempo crudo hanno pareggiato, e poi la monetina ha detto Siracusa. Ragazzi, voi siete anche tifosi ovviamente del Palermo. Ieri avete assistito alla partita vinta col Pescara. Ecco, volevo analizzare un po' con voi anche la partita di ieri con Pescara, un 3-0 netto, senza attenuanti per la squadra abruzzese. Sì, a me piace poco commentare dal punto di vista tecnico anche il Palermo, perché siamo quei tifosi che sosteniamo la maglia, che amiamo la maglia, quindi al di là delle prestazioni basta che i ragazzi che vanno in campo onorano quella maglia che rappresenta Palermo, a noi sta bene. Però ieri abbiamo visto una grande prestazione del Palermo. Io fin dalla prima giornata sono convinto che è una squadra fortissima, e sono certo e fiducioso che quest'anno centreremo l'obiettivo della promozione, ma al di là di questo credo che la fede non retrocede e non conosce categorie. In qualsiasi categoria il Palermo si tifa, si sostiene, e quindi è giusto stare vicino alla squadra della propria città, nonostante anche noi siamo sofferenti a questa gestione abbastanza scellerata degli ultimi anni dopo tanti successi. Benissimo ragazzi, grazie per essere intervenuti da Tutto Campo. Vi invito a vedere anche le repliche su Televideo Agrigento canale 92 e su televideoagrigento.tv in rete su internet. La puntata sarà poi caricata anche su YouTube, sulla nostra pagina ufficiale. Vi ringrazio, complimenti ovviamente per la splendida iniziativa, e chissà che non ne parta una analoga anche ad Agrigento, perché anche l'Agragas ha avuto i suoi problemi, non so se ne siete al corrente. Siamo falliti dalla Serie C, siamo ripartiti praticamente dalla promozione, per cui sono problemi un po' comuni a tutti. Grazie. Noi ci auguriamo di vedere un'altra realtà in Sicilia che nasce con l'azionariato popolare puro, proprio con questa gestione orizzontale, non fatta da imprenditori, ma bensì fatta proprio dalla gente. In Sicilia negli ultimi anni sono nate, faccio l'esempio quest'anno della Cirreale, che è stata rilevata una parte dai propri tifosi, c'è il caso dell'Enna pure, dell'Ennese, però noi speriamo di confrontarci prima o poi con una società che nasca proprio con un azionariato popolare puro. In Italia ce n'è tante di queste società, a Bari, a Napoli, a Cosenza, a Roma, a Firenze, tante squadre di calcio popolare fondate sull'azionariato popolare e sulle collette, ecco, proprio su quello spirito aggregativo, e speriamo anche che ad Agrigento, con una squadra gloriosa come l'Agragas, possa nascere qualcosa del genere per poterci confrontare anche con loro. Grazie. Complimenti e grazie ancora per l'invito in trasmissione.
Grazie, in bocca al lupo per il futuro. Mister Ciani, bene. sarebbe proponibile un nazionato popolare anche nel basket, anche nelle categorie più basse secondo lei? Chiaramente la categoria è determinante, perché la quantità di denaro necessario e il livello di costi ovviamente va tenuto in considerazione. Non è Proporzionato alla categoria. Assolutamente sì, non è sicuramente una strada facilmente percorribile, però vuol dire, con l'entusiasmo, si trovasse un gruppo di persone con l'entusiasmo di questi ragazzi, probabilmente ci si potrebbe anche provare, ecco, però credo che insomma non sia facile, e il fatto che loro ci siano riusciti va a totale plauso di questa loro capacità. 10 euro al mese non per tutti, gratis per le famiglie disagiate, ecco, volevano dire questo i ragazzi, è una cosa eccezionale, perché non potrebbe anche ripetersi nel basket, perché ad Agrigento ovviamente tanti sono i ragazzi che potrebbero anche iniziare uno sport come il basket, e che però sono fermati appunto dalla difficoltà economica che purtroppo ingomba in questa città, è inutile negarlo. Potrebbe essere anche un'iniziativa che potrebbe prendere la Fortitudo, chissà. La Fortitudo ha fatto il settore giovanile da sempre e lo continua a fare. La cosa nuova di quest'anno è che lo fa attraverso l'attività di una società satellite che è la Real Basket, però è in sinergia, essendo appunto una società satellite con casa madre. La squadra Under 20, che è l'espressione finale di questo percorso, gioca con la maglia Fortitudo. L'attività giovanile la facciamo e il Presidente l'ha sempre sostenuta e mantenuta in vita con impegno. È chiaro che Giuseppe Cuffaro è un prodotto del vostro vivaio. Giuseppe Cuffaro, ad esempio, è il prodotto forse più in evidenza di quest'ultimo periodo. I gemelli Tartaglia lo sono, quindi qualcosina è uscito da questo lavoro. È chiaro che il settore giovanile in Sicilia, per produrre dei giocatori importanti a livello di Serie A, oggettivamente qualche difficoltà ce l'ha. La gestione dei campionati, la tipologia dei campionati, il livello generale tecnico dei campionati non aiutano a lavorare sull'alta qualità, però sì, l'attività c'è. Proprio sull'alta qualità, perché non riusciamo a far emergere talenti non solo nel basket ma anche nel calcio, negli altri sport a livello nazionale e internazionale, che siano proprio locali, prodotti del vivaio locale. Secondo lei è un problema di istruttori o di impianti o di qualcosa? Cioè, qualcosa ci deve essere, perché non riusciamo a produrre dei campioni. Sì, sicuramente qualcosa ci deve essere. E anche nella pallacanestro, per esempio, i giocatori che sono usciti da questo territorio e si sono affermati a livello nazionale se ne sono andati da qui a fare il settore giovanile in altre società, in altre zone d'Italia, molto molto giovani. Giovani promettenti. Penso a Bro, penso a Portanese, no? Voglio dire, hanno vissuto un loro percorso anche lontano dal loro territorio. Perché oggettivamente qui è un pochino più difficile sotto alcuni profili, e i grandi club, i grandi settori giovanili che fanno investimenti importanti, che sono pronti a osservare tutto quanto accade, intervengono con una forza non solo economica ma anche di tipologia di campionato. Cioè i campionati di vertice, di elite delle categorie giovanili in Sicilia non sono così, non ci sono, o si riescono a fare un anno ogni tanto. Quindi un giocatore che ha veramente delle grandi qualità è quasi costretto ad andarsene per confrontarsi con una realtà che sia stimolante e che lo possa far migliorare. Quindi è un po' tutto il movimento che dovrebbe crescere per poter tenere i giovani talenti qui, ma è un percorso lunghissimo e difficile. Torniamo un piccolo passo indietro con la classifica di Serie B e i risultati, con appunto la vittoria del Palermo. Vediamo se la regia passa il quadro completo dei risultati. Perugia Crotone 2-1, Cremonese Livorno 1-0, Carpi Benevento 2-2, Ascoli Padova 2-3, Salernitana Spezia 1-0, Cosenza Lecce 2-3, Cittadella Venezia 3-2, Brescia Verona 4-2, Palermo Pescara 3-0, per una classifica che vede il Palermo in vetta con 24 punti indisturbato, poi Pescara 22, Salernitana 20, Palermo che ha anche una partita da recuperare per cui potrebbe ancora allungare, e poi chiudono Foggia e Carpi con 7 punti, Livorno ultimo
con 5. Passiamo subito alla Serie C. Dovremmo avere appunto subito i risultati e la classifica della 11ª giornata. Casertana Trapani 0-0, dunque pareggio per la squadra trapanese. Matera Viterbese 1-0, Regina Paganese 1-0, Rieti Potenza 1-5. Continua a stupire l'ex allenatore dell'Acragas, oggi allenatore del Potenza, un 5-1 rifilato in casa del Rieti. Francavilla Siracusa 2-0, Bisceglie Monopoli 0-1, Leonzio Rende 0-2, Cavese Juve Stabia 0-1, Catania Catanzaro 0-2. Sorpresa questa sconfitta dei rossazzurri, riposa la Vibonese per una classifica che vede sorprendentemente in vetta il Rende con 23 punti nonostante la penalità. Seguono il Trapani e la Juve Stabia con 22, anch'esse con una penalità di un punto. Vibonese e Catania insieme alla Leonzio a 17 punti, altre siciliane, vediamo il Siracusa con 8 punti e la Sicula Leonzio appunto che era con gli stessi punti del Catania, una squadra, un outsider, un po' questo Rende come potrebbe essere un po' la Fortitudo Mister Ciani, che è una squadra che all'inizio era partita con propositi di salvezza e che si ritrova in vetta come la Fortitudo. Che dice? Ma vediamo, fra qualche mese riguardiamo le due classifiche, poi vediamo chi dei due sarà ancora davanti. Passiamo subito alla Serie D prima della pausa per gli spot, perché poi abbiamo tante sorprese. Oltre che a parlare di Acragas, continueremo a parlare con Mister Ciani e Martina Baruffi, anche con Basilio Borgo. Bari Città di Messina, una nobile decaduta, il Bari vince 1-0 in casa, Cittanovesi Castrovilla di 1-3, Marsala Locri 1-0, Messina Gela 3-0, il derby per i peloritani. Vince la Nocerina Roccella, Rotonda Portici 1-1, Troine Gea Virtus 1-1, San Cataldese Palmese 0-1, Turris Acireale 3-1. La classifica, il Bari sempre più in fuga con 23 punti, la squadra del presidente De Laurentiis, Mister Cosciani. Questo è il presidente del Napoli che ha acquistato il fallito Bari e l'ha rilanciata alla grande, ovviamente con le potenzialità che ha, però non molla la Nocerina con 18, Turris e Palmese con 15, Catania e Locri e Gela con 14, Marsala con 13, San Cataldese con 11, Acireale con 11, le altre siciliane, Troina con 9, Messina con 8, Città di Messina con 6, chiude la Rotonda con 4 punti. Basilio, questo Bari come lo vedi? Ma guarda, io sono un po' guardando questa classifica, penso sempre che l'Acragas doveva essere almeno lì, cioè se c'era una gestione, ma secondo me sono sempre quell'avviso che è stata fatta fallire assolutamente. Però pensiamo al futuro, ormai parlare del passato. Perché d'altronde si sale, si scende. Vi ricordo quando l'Acragas nel 77 scese in promozione, noi ragazzi dell'epoca eravamo un pochettino delusi, come l'Acragas 10 anni prima giocava a Bari e ora è andato in promozione. Vi ricordo sempre una partita che abbiamo giocato con una squadra chiamata La Fattoria, Acragas La Fattoria, sì, un ristorante. Il ristorante sì. Di Monreale, cioè siamo andati a questi livelli, però poi la prima volta abbiamo giocato col Favara, mai giocato col Favara, abbiamo perso 1-0 a Favara, per noi è stata una tragedia, abbiamo perso a Favara, capito? Poi siamo risaliti, poi la dirigenza con in testa il presidente Zicari ci portò in G1, giocando ad alto livello. Benissimo, torneremo a parlare di Acragas, mini spot, poi torniamo in studio per una sorpresa. Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Vendita e riparazioni di cellulari, tablet e computer. Centro assistenza Apple, ripara il tuo dispositivo in un'ora. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, componenti e periferiche per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo.
Cellulopoli è anche punto vendita Fastweb, Infostrada, Tiscali, Lica Mobile e Iliad. Cellulopoli Agrigento organizza il corso pratico per l'utilizzo dello smartphone. Per informazioni e iscrizioni contattalo 0922 40 17 18. WhatsApp al 347 81 21 321 o vienici a trovare in via Dante 2/4 ad Agrigento. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Bene, eccoci tornati in studio. Coach Ciani, 7 anni ad Agrigento, se non sbaglio, dal 2011. Pro e contro di questa città, prima di continuare? 7 anni e ottavo in itinere, quindi voglio dire, recidiva specifica proprio, sono colpevole a tutti gli effetti. Tantissime cose positive, voglio dire, che non sono soltanto quelle che banalmente si possono, il sole, il mare, il clima, i tempi. Che peraltro oggettivamente è verissimo che insomma, fra alzarsi nella nebbia e alzarsi sulla riva, andare a prendere il caffè sulla riva del mare sotto il sole, cambia proprio la prospettiva della giornata, quindi ha una sua incidenza. Principalmente insomma, grande qualità nell'ambiente del lavoro, grande serietà, grande capacità di programmare, di mantenere fede agli impegni, quindi le cose importanti vengono anche da questo profilo. Sono stato accolto e adottato dalla città benissimo e ho questo cordone umbilicale, questo affetto che va al di là dell'impegno professionale, per cui mi arrabbio per le cose che mancano, insomma, perché credo che ogni tanto a questa città vogliano più bene quelli che vengono da fuori di quelli che ci sono nati. Ogni tanto ho questa sensazione. La città accetta passivamente forse le cose che non vanno. Sì, ci sono tante cose che si potrebbero insomma anche cambiare, anche evitare, anche non esprimere in un certo modo, insomma, no? Però non mi fermo tanto a questo, mi fermo davanti alle cose positive. Ecco, nel momento in cui valuto oltre all'aspetto professionale, l'aspetto di inserimento in una città, cerco di guardare sempre alle cose che mi fanno stare bene, che trovo positive, e un po' le altre so che bisogna sopportarle o bisogna in qualche modo conviverci, e quindi 7 anni che trovo sempre un motivo in più per rimanere che non per andarmene, e quindi continuo, soprattutto dico per la qualità, la tipologia di lavoro che in società riusciamo a fare, che è ovviamente la molla principale. Hai parlato di Agrigento, coach, pardon. Adesso abbiamo una sorpresa per coach Ciani. Lui ha parlato appunto di Agrigento, adesso un po' vediamo come è Mister Ciani da quando è partito ai giorni nostri. Francesco Ciani nasce a Udine il 24 marzo del 1961. Pur essendo affetto da focomelia agli arti superiori, non ha avuto problemi ad intraprendere e svolgere la carriera di ufficiale di gara agli inizi e poi da allenatore nella natia Udine, curando prima il settore giovanile femminile e poi quello maschile della compagine friulana. Ha guidato nella massima serie Gorizia, Cantù e Livorno. Poi tra Lega 2 e Serie A Rimini, Casale Monferrato, Livorno e San Severo, prima dell'arrivo ad Agrigento nel 2011. Prima che il basket avesse la meglio su di lui, coltivava anche l'idea di diventare giornalista, ed infatti è tuttora giornalista pubblicista. Ha collaborato con il Messaggero Veneto. Da piccolo Franco giocava a pallacanestro a Udine, la trafila nel minibasket, poi le categorie propaganda e ragazzi. A 14 anni però smette, senza
più abbandonare quel mondo che lo aveva così affascinato. Fino a 18 anni fa l'ufficiale di campo, a 19 è in Serie A, il massimo per chi sta al tavolo dei giudici. Poi l'incontro con Mario Blasone, l'allenatore che lo spinse a partecipare a un corso di allenatori. Diventa tecnico del basket, arbitrando nel frattempo anche 40 partite, poi 2 stagioni nel settore giovanile femminile e a 21 anni comincia a lavorare anche con i maschi. Ed è proprio lì che Ciani capisce che questo sport poteva diventare anche il suo lavoro da grande. Disse Ciani in un'intervista a Repubblica: è un ambiente in cui fisiologicamente è dato per scontato che una certa fisicità sia necessaria. E allora, quando mi iscrissi al primo corso allenatori, mi resi conto che per alcuni la mia presenza poteva, per certi versi, gridare vendetta. Invece fui accolto come meglio non si poteva. Del resto, a me piaceva l'idea di sfidarmi provando questa carriera. Sarei andato dritto per la mia strada comunque. Sul suo handicap Ciani dice: l'ho vissuto con serenità e coraggio, nulla di speciale, ma il sorriso e anche l'autoironia non mi sono mai mancati. Avessi invece vissuto con la testa nella sabbia, non sarei riuscito nel basket né sicuramente altrove. Nel 1999 l'allenatore della nazionale inglese Glenn Hoddle tirò fuori una turpe teoria sugli handicappati, che pagherebbero gli errori delle loro precedenti vite. Ciani alla domanda del giornalista rispose così: chi, io offeso? Ci mancherebbe. Anzitutto rispetto le teorie e i crediti tutti. Dopodiché ho pensato che se anche fosse vero, evidentemente il prezzo lo si pagherebbe sia in menomazioni fisiche che mentali. E mi sono detto che il signor Hoddle nell'altra vita doveva averne combinate di tutti i colori. Da una gita al mare con Massimo Piubello, suo caro amico, conobbe la sua futura moglie. Dal giugno 2002 è sposato infatti con l'ex cestista campana Sandra Salineri, che militò anche in Serie 1. Sandra ora è istruttrice nazionale di minibasket. E dall'unione con Franco è nato Andrea Ciani nel luglio del 2006. Ciani ha 3 desideri. Sul piano professionale dice: vorrei un giorno poter allenare la nazionale, poi costruire un castello dove tutti gli amici più cari possano vivere insieme a me, come in un piccolo microcosmo, e infine riuscire a essere per mio figlio, a livello di educazione, quello che mio padre e mia madre sono stati per me. Franco Ciani è anche cittadino onorario di Agrigento, riconoscimento ottenuto per aver favorito lo sviluppo della cultura sportiva nel nostro territorio. E non poteva mancare, alla fine di questa breve biografia, una piccola sorpresa per il nostro allenatore. Ciao, come stai? Sicuramente non ti aspettavi questa sorpresa, Anche se la partita di ieri non è andata come speravi, noi sappiamo che tu sei il migliore allenatore del mondo, e anche se ci manchi dobbiamo dirti una cosa, e anche se sappiamo che il tuo progetto è la salvezza, papà, porta Agrigento in A1! E allora, parola a Franco Ciani. Beh, intanto indagherò sui colpevoli e i complici di questa operazione. Ovviamente insomma, c'è tanto, c'è un racconto lungo, mi ha sorpreso, mi ha fatto piacere, ci sono tante cose che vanno al di là, no, di quello che si vede la domenica o si vede durante le partite, e quindi insomma, vi ringrazio, è stata una bellissima sorpresa. Poi farò i conti con gli altri. Oltre allo sport c'è altro, vuoi sapere il mio gancio? Ho dei sospetti. Vediamo chi indovina. Beh, un sospetto qui potrebbe essere Federica, la nostra detta stampa. Assolutamente no, non è stata coinvolta, io sono andato dritto a Massimo, bravo. Il tuo caro amico è stato citato anche
nel mio ex corso... amico, sì, il mio ex amico, stasera. Ancora non lo sa, però glielo comunicherò. Però in famiglia hanno chiesto la 1. Sì, sarei contento di riuscire ad esaurire questo desiderio, che non è ovviamente solo loro, però insomma, cerchiamo di arrivarci più vicino. Qualche anno fa siamo arrivati a un tiro dalla 1. Nella finale con Torino, gara 4, abbiamo sbagliato il tiro della vittoria, eravamo sul 2-1. Un tiro dalla 1 ci siamo arrivati. Adesso dobbiamo ricostruire eventualmente un miracolo come quello. Torniamo nella Fortitudo. Cosa manca, ammesso che manchi qualcosa, per essere ai livelli delle altre squadre attrezzate a questa Fortitudo? Ci manca l'esperienza, ci manca la continuità, una squadra giovane, una squadra dove, tolto Evangelisti, i giocatori più esperti hanno fatto un anno di Lega 2, quelli meno esperti è il primo anno di Lega 2, quindi è difficile riuscire sempre a essere massimali, a interpretare con il giusto mestiere, con la giusta cattiveria, non agonistica ma di cinismo, tutte le situazioni che ci troveremo davanti, quindi dobbiamo crescere sicuramente da questo punto di vista. Poi per il resto credo che i ragazzi abbiano le potenzialità e le qualità per fare molto bene. Prima di continuare a parlare di pallavolo con Martina Baruffi, però volevo farle vedere, coach, un interessante servizio che riguarda i mostri sacri del basket, perché realizziamo noi una rubrica settimanale, Momenti di Gloria, che proprio rievoca non solo basket ma anche altri sport, campioni di altri sport. Questa settimana, in onore ovviamente di Coach Ciani, non potevamo esimerci nel mostrarvi il Dream Team USA 1992, la squadra più forte di tutti i tempi. Poi torniamo in studio e la commentiamo con Mr. Ciani. Coach. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport. Quando si parla di Dream Team si pensa a una e una sola squadra, la nazionale olimpica americana del 1992 nel basket. È certamente la più grande squadra mai assemblata, nel senso che i più grandi giocatori dell'epoca tutti assieme in una squadra che incantò. Erano talmente forti che gli avversari alle volte proprio non volevano giocare, erano più che altro preoccupati di far fotografie, cosa che successe alla prima partita in assoluto contro i cubani, mai secondi a nessuno per ingegno, che nascosero nelle calze delle macchine fotografiche comprate a Portland, dove la partita si giocava, e si misero d'accordo tra di loro, nel senso che alla parola ora, uno dei giocatori in post basso che marcava Magic Johnson si faceva fotografare da un compagno a cui era stata prestata la macchina. Quella squadra vinse praticamente tutte le partite tra i 30 e i 50 punti, gli avversari si fermavano per le foto, non erano quasi nemmeno delle partite. Sì, ma i Dream Team nel 92 erano due, e l'altro, per certi versi, più Dream. Guardate le semifinali del torneo olimpico del 92. Gli Stati Uniti in semifinali battono la Lituania e la Croazia batte la comunità degli stati indipendenti, sostanzialmente quello che restava dell'Unione Sovietica. Croazia e Lituania erano due nazioni neonate, certo che erano esistite anche prima, ma entrambe venivano da due secessioni, una dalla Jugoslavia, l'altra dall'impero sovietico. Ecco, il Dream Team 2 sono i lituani. È una nazione piccola, orgogliosissima, piena di talento, persa, diciamo, sul Mar Baltico. Nel 1988, alle Olimpiadi di Seul, nasce il Dream Team del 92, sì, perché l'Unione Sovietica, l'ultima esistita, batte i ragazzi universitari in semifinale, guidata dai campioni lituani, da Arvydas Sabonis e da altri giocatori che innervavano la squadra, odiavano l'Unione Sovietica, ma erano costretti a giocarci. Arvydas Sabonis, il più grande campione di sempre della storia del basket lituano, era 2,15 e per aggirare il KGB non li conosceva per volto, ma sapeva che c'erano ogni volta che uscivano dall'Unione Sovietica. Aveva architettato un sistema particolare, essendo 2,17. Faceva affittare delle grandi Cadillac, dentro le quali scappava, chiuso ovviamente nel bagagliaio. E Marciulonis, un altro grande giocatore di quella squadra, era tenuto periodicamente a tenere dei discorsi pro Unione Sovietica, perché la sua famiglia era minacciata. A proposito, la mamma di Sabonis era fatta 9 anni al confine in Siberia per un paio di opinioni dissidenti. Se hanno perso contro gli Stati Uniti e i croati hanno battuto la comunità di stati indipendenti, significa che la terzo o quarto posto è stata Lituania CSI e i lituani hanno vinto e la nazione l'hanno fondata quel giorno. E dopo la partita
Sabonis, ubriaco, particolare che lo ha accompagnato purtroppo in altre parti della sua carriera, correva per le Ramblas e diceva, in una lingua facilmente comprensibile: dove siete KGB? Dove siete? Stavolta non mi potete più controllare, non sono più uno sotto il vostro controllo, non ho bisogno della Cadillac. Sì, era ufficialmente nata la nazione lituana e il Dream Team, probabilmente più importante dei due, era l'altro. Giocatori lituani che si fermavano per far fotografare Magic Johnson e gli altri miti del basket americano. È stata la prima squadra, no, che attingeva al professionismo dell'NBA per creare la nazionale, ed c'erano tutti i migliori, forse non è stata una cosa irripetibile. Ecco, forse la 2 con quella squadra lì magari riesco a vincere anche. Sì. Ne prendiamo uno. Chi scegliamo tra tutti? Michael Jordan, dai. Uno si benda e il primo che ti trova davanti va bene. C'era Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Ce n'era, mamma mia, sì, mostri sacri proprio. Cioè una squadra più forte di tutti i tempi, secondo me sì. Ma in tutti gli sport? Secondo me sì. Parliamo proprio di tutti gli sport. Finiamola di sognare con il basket epico, volley con Martina Baruffi. Scendiamo sul pianeta Terra ancora una volta. Okay. Parliamo della partita di sabato. Effettivamente avete giocato una grandissima partita, 3-0. Vediamo nel frattempo i risultati della classifica mentre commenta. Grandissima partita. Si può sempre migliorare ovviamente, quindi non è stata perfetta. Però insomma, come ti ho detto prima, ci serviva una partita per riprendere un po' di fiducia dopo la sconfitta di Santa Teresa. E abbiamo fatto... Vediamo i risultati mentre, sì. Abbiamo fatto il nostro gioco, quindi è andata bene e ora dobbiamo continuare così. Santa Teresa di Riva ha riposato, dunque ne avete approfittato per sì, accorciare sì, a meno 3 dalla capolista. Altri risultati che ti hanno sorpreso? La Mediolanum probabilmente la prima vittoria proprio contro Nola che sfiderete questa settimana, sabato sì, prossimo. Sì. Ma ti dirò, qua comunque il campionato è un po' strano, no? Magari uno si aspetta un risultato e poi non arriva. La B2 è così, siamo tutte squadre buone, magari una squadra può essere più forte e fondamentale dell'attacco, una magari può essere una macchina in difesa, quindi ognuno ha i propri punti di forza, no? Il Nola secondo te sarà col dente avvelenato, ha perso 3-0, dunque si vorrà rifare sicuramente o cercherà di rifarsi? Ovviamente dopo le sconfitte si cerca sempre di ritornare a sorridere, no? Quindi noi siamo comunque una delle squadre favorite, è normale che tutti cercano di rubarci punti, no? È normale. Sta a noi comunque giocare bene e non farci rubare quello che ci appartiene. Il presidente non vuole sentire scuse, mi raccomando, per sabato ragazze. No. Partirete venerdì sicuramente per raggiungere Nola? Partiremo venerdì mattina, arriveremo venerdì pomeriggio e poi giocheremo sabato alle 3. Benissimo, adesso l'avevo detto a Martina che doveva esserci una sorpresa, poi effettivamente la sorpresa l'abbiamo fatta a Mister Ciani, però prima vediamo appunto la classifica. Santa Teresa di Riva e Catania 12 punti insieme a Reggio Calabria. Ti sorprende il Catania e Reggio Calabria 12 punti? Voi l'avete sfidata in amichevole 2 volte? Sì. No, loro sono una buona squadra, sono molto... non mollano mai, quindi ci sta. Poi il campionato è lungo, quindi adesso sì, vale la classifica, ma manca lo scontro diretto che avete perso con Santa Teresa di Riva. Ci rifaremo al ritorno. Certo. Noi siamo qua. Vabbè, l'ho messo già in tensione Martina perché sì, c'era anche una sorpresa per lei. Guardate appunto la faccia, prego la regia di inquadrare la nostra palleggiatrice della SEA Paragona. Un breve servizio, poi torniamo in studio. Siamo così. But it's filled when love is grown in southern ground. Hey Marty! Dai Marty! Vinci anche per noi! Go Argona! Minky! Hey Marty, all the best, we love you lots. Best of luck for the game today. Alright, big kisses! But it's filled when love is grown in southern ground.
chi sono queste ragazze? Allora, questa è una famiglia che mi ha ospitato 4 mesi in Australia, vi odio da morire, in cui ho fatto praticamente da sorella maggiore a questi 2 bambini e sono stati praticamente la mia famiglia per 4 mesi e sono diventate parte fondamentale della mia vita, veramente. Cosa hanno detto nel messaggio in inglese? Niente, mi hanno detto ci manchi, ti auguriamo il meglio, ti mandiamo tanti baci. Hai visto che la redazione li ha fatti anche parlare italiano? Sì, ci hanno provato, io qualcosina gli avevo insegnato, tipo ciao, come stai, bene, grazie. Però sono australiani, loro... Però dalla redazione sono stati anche cattivi perché gli hanno scritto una parolaccia in siciliano che hanno provato a dire male, per fortuna. Non so se l'hai sentita mentre la parlavano, però meno male che non l'hanno detta. Perché gli hanno spiegato che era come un hip hip urrà che gridavate voi, invece era tutt'altro. Lo rivedranno magari nelle repliche. Non mi dite i miei bambini, per favore, che ci ho messo 4 mesi per crescere bene. L'ha detto la mamma, ma tu tornerai in Australia? Certo, sì. Dopo il campionato hai detto? Sì, vi ripeto, là ho lasciato un pezzo di cuore, quindi tornerò il prima possibile, insomma. Prima di presentare il libro di Basilio Borgo, risultati della promozione, velocemente perché siamo in chiusura, con l'Acragas che ha pareggiato 1-1 con il Villabato, un risultato un po' a sorpresa per la squadra di mister Falsone. Partinicola Calmuto 3-0, Miselmeri Lercara 2-1, Camarat Borgonovo 5-2, Monreale Folgore 2-1, San Ciro e Giorgio Balestrate 4-1, Vallelunga Casteltermini 3-1, Gattopardo Salemi 0-1, per una classifica che vede appaiate Salemi e Monreale a 24 punti e l'Acragas con però 2 partite da recuperare a 13. Basilio, con la vittoria di ieri saremmo andati a 15 e potenzialmente a 21 con le 2 partite da giocare. Sì, però Totò, io devo dire una cosa, io avevo visto la prima partita col Vallelunga, insomma, era la prima uscita che vedevo, insomma, era stata discreta, purtroppo c'è stata anche allora una cappellata del portiere che ci aveva regalato alla squadra avversaria il pareggio, poi fortunatamente abbiamo vinto sul rigore. Ieri tanto devo dire che la squadra mi è sembrata un po' più sottotono rispetto alla prima uscita. Io pensavo invece che era viceversa, che in queste giornate aveva giocato, invece l'ho visto un po' sottotono. Poi ci mancava il centravanti titolare, che quando dire, che come si chiama, San Fratello, mi sembra Sant'Angelo. Allora praticamente poi sono mangiati almeno 5-6 gol fatti, cioè col portiere, cioè, sembravano così quasi scarichi. E poi alla fine purtroppo c'è stata questa sciagurata cappellata che poi mi è stata dando colpa sua, perché nella prima partita fu colpa sua proprio che si è buttato del portiere, ti riferisci al stavolta portiere? È scivolato, il pallone riballava, gli è passato dalla testa e è andato a finire in rete, ma è proprio da mai dire gol. Avremmo meritato la vittoria comunque ai punti. Sì, vabbè, la partita era 3-4-0, però purtroppo comunque volevo dire una cosa a proposito della partita di ieri, di domenica. Io mentre siamo andati in tribuna c'erano messo a parlare con dei sportivi di Villabate, che qualcuno era papà di qualche giocatore, ma hanno detto questa volta veniamo allo stadio del Saneto, ma voi con questo stadio la Serie B potevate fare, cioè si sono sorpresi dallo stadio che abbiamo noi. Certo, ma questo stadio basterebbe 4 pali di luce, un pochettino di seggiolini e vedi che altro che Vibonese, che so. C'è l'esempio lampante, Moncada ha realizzato il Palasport lo so, a sue spese, ma perché lo non vedeva un'alternativa. Anche perché non aveva delle mire un po' da finire nella Serie B del calcio, perché la 2 corrisponde alla Serie B del calcio. Sì. Noi dove siamo noi? Siamo di nuovo ritornati al mittente. Nell'anonimato. Comunque, torniamo al discorso. Pensiamo positivo così, perché sono entrati nuovi soci. Allora, il nome Acragas non potrà mai fallire, è come l'Atalanta a Bergamo. Cioè, Acragas equivale ad Agrigento, sta ad Agrigento come l'Atalanta sta bene, la stessa cosa. Purtroppo l'obiettivo del mister Fassone sono i playoff, diciamo, poi quello che viene dopo tanto di guadagnato. Vediamo, noi abbiamo ripercorso già, io guarda che sono stato 20 anni senza venire all'Estaneto, con l'eccellenza ero litigato, l'ho visto solo una volta una partita con la Folgore e abbiamo perso pure in casa, e poi un'altra cosa, quindi, tornando al discorso del libro, il libro praticamente, allora, torniamo al discorso del libro, il libro parla diciamo della promozione della Casertana, dice ma cosa c'entra la Casertana con l'Acragas? Cosa c'entra? Non c'entra, tu sai benissimo che ho fatto già
tutti gli anni 60 dell'Agas, li ho terminati i libri. A favore della telecamera la copertina? Praticamente ho completato tutti i campionati di Serie C dell'Agas, dal 59 fino al 68, quando poi siamo retrocessi. Poi se ti ricordi, questo lo sai, da qualche anno fa avevo fatto un ulteriore libro nella mia esperienza in Basilicata. Avere la copertina così la memorizzano sì. I potenziali acquirenti. La Serie B ritrovata, il volo di Falchetti. Ritrovata, perché ritrovata? Il tuo 23esimo libro. Questo è per te il 23esimo libro, però che non parlo solo di Agas, parlo dell'Agas c'è sempre, però sì. A volte mi sono fatto nell'Agas in bianco con la Juventus, con l'Inter, col Milan, questi li ho fatti pure. Allora, praticamente l'anno prima io avevo fatto un altro libro, se ricordate, che io l'ho presentato a Potenza, ero ospite del direttore sportivo del Potenza, che ora è il secondo di Marotta. Se lo sapete, è Rocco Galasso. Rocco ha fatto fare una presentazione al Comune di Potenza proprio come fossero in Serie A, una squadra di Serie A. Allora, io ho voluto fare questo ulteriore, tanto per allenarmi, perché io lo sai che non posso stare fermo con la mano, per allenarmi ho fatto questo libro in cui parlo del 69-70, quando la Casertana rivinse il campionato, perché l'anno prima l'avevano tolto perché c'è stato un illecito, capito? E quindi ho voluto omaggiare questa promozione. Però l'Agas quell'anno, 69-70, arrivò seconda in Serie D e fu fregata solo dall'Enna. L'Enna che non ci ha fregato la promozione. Quando sarà la presentazione del libro? Sarà sabato prossimo alle ore 11 al Circolo Empedocleo. E quindi diciamo... Invitiamo tutti i tifosi a venire. Ci saranno altri ospiti in collegamento? Ma collegamento, intanto speriamo di avere come ospite la giornalista di Caserta, Serena Di Calzi, che purtroppo oggi non so per motivi non siamo riusciti a contattare, in modo che così anche lei, a cui ho mandato il libro, speriamo che l'ha ricevuto, potrà commentare. E poi ci sarà sicuramente in collegamento il figlio del grande bomber dell'Agas, Mario Muffato, che purtroppo è deceduto prematuramente. Il figlio che sta a Frosinone, quindi vorrà lui commentare il ricordo del papà. Benissimo, allora appuntamento sabato alle 11 al Circolo Empedocleo, classifica e promozione, classifica e risultati del campionato di promozione, siamo proprio alle battute finali, vediamo se la regia passa i risultati e la classifica del campionato di promozione con la classifica, perché già i risultati li abbiamo già visti, con l'Akragas appunto che ha impattato, dicevamo l'Akragas a 13 punti, le altre agrigentine, Gattopardo a 13, Camarat a 8, Folgore a 7. Ricordiamo che mercoledì prossimo si recupererà Akragas Camarat allo stadio Esseneto con inizio alle ore 14:30, per cui una partita importante per appunto provare a rilanciare le sorti dell'Akragas. Invitiamo tutti i tifosi ad raggiungere lo stadio Esseneto. Capisco che è una giornata lavorativa appunto alle 14:30 di mercoledì, però abbiamo bisogno di voi, parlo proprio come primo sostenitore dell'Akragas, abbiamo bisogno di voi, dunque accorrete perché è una partita importante che servirà a rilanciare, anche perché i giocatori si vorranno riscattare, li abbiamo visti poco fa nelle immagini di entrare negli spogliatoi, ecco anche quel mister del Falsone, hanno velleità di riscatto. Abbandoniamo la promozione, calcio a 5 velocemente prima della chiusura con l'altra Akragas, il futsal, che ha perso 8-4 a Polistena in Calabria, per una classifica che vede appunto l'Akragas a 6 punti, Merilli sempre al comando con 16, Mascalocia 9, il Catania con 7. Gli obiettivi appunto dell'Akragas Futsal sono quelli della salvezza, ma hanno tutte le carte in regola i ragazzi di mister Castiglione per raggiungerla tranquillamente. Il campionato è ancora lungo, campionato di eccellenza. Tornando al calcio, con il Canicattì che è impattato 1-1 a Palermo con il CUS, altre agrigentine, la Pro Favara che è stata sconfitta 0-2 dalla Parmaval, e Licata che è stato dirompente a Dattielo vincendo per ben 7-3 e dando proprio un marchio al campionato, per una classifica che appunto vede la squadra gialloblu in vetta con 27 punti, il Canicattì a 23, il Sant'Agata a 22, ha mollato un po' il Mazzara a 19 in classifica, l'altra agrigentina, la Pro Favara, a 8 punti, provare appunto ad evitare la retrocessione per provare appunto a salvarsi. Prima categoria,
Vediamo subito la prima categoria, risultati in classifica: Leonfortese Nissa 2-2, Raffadali sconfitto Ravanusa 3-2, Armerina Branciforti 4-1, Aragona Gira 2-2, Caltanissetta Master Pro 1-2, Villarosa Gemini 3-0, Nicosia Empedoclina 1-2. Ancora in vetta la squadra appunto di Porto Empedocle con 16 punti, la Master Pro, rivelazione del campionato a questo punto con 15 punti, la seconda squadra di San Cataldo, Raffadali e Armerina con 12, Leonfortese con 10, seguono Nissa e Gemini con 8, Ravanusa con 7, l'altra Agrigentina, l'Atletico Aragona con 3, chiude Caltanissetta con 1 punto. Pallamano femminile, Serie A2, con le ragazzine di Lillogero che sono state ancora sconfitte 15-24, sconfitto anche Licata 36-18 e Marsala che va a vincere a Siracusa 23-25 per una classifica che vede ancora Girgenti a 0 punti, ma la cosa bella, mister Ciani, Coach Ciani, non finirò Coach Ciani, la cosa bella del Girgenti è che ha messo in campo una giocatrice di appena 9 anni. Cioè una bambina praticamente di 9 anni che ha avuto un percorso di preparazione durante la stagione. Lillo Gelo non ci ha pensato 2 volte a mandarla in campo perché vuole fare esperienza alle giocatrici che vanno dai 9 ai 17 anni, dunque è una cosa secondo me bellissima vedere questa bambina in campo. Assolutamente, se ha reputato adeguata, ecco, la sua capacità al tipo di campionato, sicuramente credo che sarà stata un'esperienza per la bimba di quelle che si ricordano per sempre. Una bambina di 9 anni che entra in campo fa estremamente notizia. Pallamano maschile per chiudere, questa volta siamo proprio alla fine, con Girgenti che batte il Giovinetto Petrosino 42-22, con gli altri risultati appunto che vedono in vetta la squadra di Agrigento con 6 punti, sempre la stessa società che ha sia il maschile che il femminile, ma ha già esperienza di Serie A1 la società agrigentina in passato, poi per problemi proprio di impianti sportivi hanno dovuto mollare e rinunciare alla Serie A1. Ci sta riprovando l'irriducibile Filippo Napoli, il presidente del Girgenti, hanno tutte le carte in regola perché hanno rifondato un settore giovanile proprio sia femminile che maschile per riprovare la risalita, anche perché la palestra distrettuale di Agrigento si aprirà a breve, per cui sia calcio a 5 che pallamano torneranno a giocare finalmente qui da noi, perché attualmente giocano allo Sport Village, ovviamente con tutto quello che ne comporta. Siamo in conclusione, io non posso fare altro che ringraziare Martina Baruffi, che tra l'altro ho dimenticato di dire tu sei anche un'esperta di pallacanestro. No. Perché esperta? Perché il papà di Martina è stato un grande giocatore di basket, ha giocato pure con Dino Meneghin in Serie A1 alla Snaidero Udine. Ai tempi d'oro. Ai tempi d'oro, sì, ma non sono anche tuo fratello? Sì, anche mio fratello, ma io non sono intenditrice di basket. Però, mi piace guardarla, ma non sono... Tra l'altro mi dicevi che preferisci guardare il basket alla pallavolo perché è più spettacolare. Sì, c'è contatto fisico, è più bello da vedere però. Tra l'altro Snaidero Udine che è la città proprio del coach Ciani. Esatto. Sì. Lo ricorda Baruffi? Beh, di nome sicuramente non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, quindi non ne ho un ricordo personale, però sicuramente sì. Meglio la figlia. Io alla fine, senza dubbio. Martina Baruffi, grazie per essere intervenuta da tutto campo. Basilio Borgo, ripetiamo l'appuntamento sabato alle ore 11 al Circolo Empedocleo e al coach Ciani, questa volta l'ho detto bene, coach. E dunque grazie per essere intervenuto, spero che la sorpresa sia stata gradita e arrivederci alla prossima. Appuntamento alla prossima puntata, all'8ª puntata, lunedì prossimo alle 21. Mi raccomando le repliche sia su Televideo Agrigento, su televideoagrigento.tv e su YouTube. Buonasera.
Cellulopoli, la città della telefonia mobile, punto vendita di Agrigento. Vendita e riparazioni di cellulari, tablet e computer. Centro assistenza Apple, ripara il tuo dispositivo in un'ora. Da Cellulopoli trovi i migliori accessori per il tuo smartphone, componenti e periferiche per il tuo computer e tutta l'elettronica di consumo. Cellulopoli è anche punto vendita Fastweb, Infostrada, Tiscali, Lica Mobile e Iliad. Cellulopoli Agrigento organizza il corso pratico per l'utilizzo dello smartphone. Per informazioni e iscrizioni contattalo 0922 40 17 18. WhatsApp al 347 81 21 321 o vienici a trovare in via Dante 2/4 ad Agrigento. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.